Franca Equizi convoca una conferenza stampa sulla questione CIS, fornisce un esposto e documenti. La questura acquisisce tutto e ipotizza che i documenti possano essere provento di un reato. La conferenza stampa convocata oggi da Franca Equizi è parsa fin dal principio organizzata ad uso e consumo dei colleghi di Anno Zero. Equizi annuncia infatti di aver depositato il 17 febbraio scorso un esposto sulla questione CIS alla Procura di Venezia, perché, dice testualmente, altri esposti fatti a Vicenza non hanno avuto seguito. Segno, si potrebbe pensare, che forse non erano fondati, ma Equizi è più propensa a pensare a dolosi insabbiamenti. Allegati all'esposto sono alcuni documenti che Equizi ammette di aver ricevuto in forma anonima, trovandoli 2 mesi fa nella sua cassetta della posta. I documenti sono in principal misura un preliminare di vendita della porzione privata dell'area sottoscritto dalla ditta AF dei fratelli Filippi con l'immobiliare Arco. Il preliminare, lungi dall'essere inedito, era già stato raccontato circa 1 anno e mezzo fa dalla stampa vicentina e non integra alcun illecito, dal momento che privati promettono di vendere fra loro del terreno sempre che su quel terreno poi sia possibile costruire qualcosa. Ciò che diventa invece notizia è il fatto che la questura, intervenuta alla conferenza stampa, ha poi provveduto ad acquisire i documenti. Ora si verificherà se quel preliminare faccia parte di una serie di documenti che erano stati sottratti fraudolentemente dal sistema informatico dell'azienda Filippi. Se così dovesse essere, ecco che a carico di Franca Equizi si aprirà un procedimento per ricettazione. Lei, infatti, una volta ricevuto il materiale, avrebbe dovuto consegnarlo alla polizia e non usarlo, sempre che si tratti di materiale rubato.